in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, siamo tornati dopo le vacanze estive, torniamo nuovamente in diretta qui dagli studi di Telefriuli con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi, con noi in studio Roberto Duca dell'FNP CISL di Udine. E abbiamo un gradito ospite che non fa parte appunto dei pensionati e comunque ha già partecipato a questa trasmissione anche per spiegare quella che è la situazione, per parlare ancora, cioè per parlare alle persone che ancora non sono arrivate alla pensione. Francesco Barbaro della FIM CISL di Udine. Grazie, buon pomeriggio, state bene, avete riposato? Buon pomeriggio a La tutti. FIM io penso un po' poco abbia riposato, no? Nel periodo estivo, soprattutto in questi ultimi tempi con la questione della Wärtsilä. Tra l'altro Francesco era presente insieme a migliaia di persone alla grande manifestazione che si è svolta a Trieste. Esattamente, intanto buon pomeriggio a tutti. È stata comunque un'estate travagliata perché comunque la crisi Wärtsilä si è manifestata sin dai primi mesi, dei primi giorni di giugno del 2022. La risposta è stata importante, soprattutto dalla comunità friulana che ha raggiunto Trieste con importanti numeri a supporto appunto dei colleghi di Trieste che stanno combattendo questa battaglia per salvaguardare 491 famiglie, perché si parla di un licenziamento collettivo di 491 lavoratori. Ad oggi ancora sono riuniti al Ministero per cercare di trovare una soluzione, quantomeno allungando intanto il periodo di vigenza e non arrivare subito ai licenziamenti collettivi. È un'avvertenza che ci fa riflettere perché è una multinazionale che dall'oggi a domani ha deciso di delocalizzare praticamente la sua produzione nel suo paese di origine e noi in Friuli, il campanello d'allarme che lanciamo, siamo pieni di multinazionali che lavorano nel territorio, multinazionali serie per carità, ma nel momento in cui la multinazionale non registra attivi, profitti, utili per più di 2 anni, la storia è sempre quella. Noi abbiamo vissuto... Ma in alcuni casi anche se registra utili, magari decide di cambiare, no? Esattamente, la cosa che ci lascia più basiti è che comunque la delocalizzazione avviene all'interno della comunità europea e non più in lidi fiscali o lidi dove il lavoro costa di meno, come la Cina e altri territori. Qui il problema è che va affrontato seriamente con il governo e cercare di creare delle garanzie occupazionali come lo erano una volta. Il vecchio datore di lavoro, specialmente il Paron, aveva la responsabilità sociale di mantenere lo stato occupazionale, la salvaguardia occupazionale dei suoi lavoratori e delle sue famiglie. Questo che va evidenziato perché, ripeto, oggi lavoratori che ricevono licenziamento hanno una indennità di disoccupazione che non copre neanche la sopravvivenza mensile di una famiglia. Parliamo di 1.000 euro lordi a fronte di purtroppo un'inflazione che sta galoppando, sta impoverendo tutte le buste paga, tutti i lavoratori che sono colpiti da questa situazione. Ecco, proprio partendo dalla situazione, dalla crisi della Wärtsilä, possiamo fare un esame che sul territorio appunto delle realtà produttive. Effettivamente lì c'è stata una grande partecipazione, è stata dimostrata grande solidarietà, anche perché c'è la preoccupazione che possa succedere, come giustamente rilevavi, anche da qualche altra parte, no? Non si sa mai. Non si sa mai, meglio correre ai ripari anzitempo. Innanzitutto sì, la solidarietà è diretta alle famiglie dei lavoratori di Wärtsilä, però stiamo registrando un rallentamento dovuto ai rincari energetici che stanno colpendo molte aziende del territorio e molte già hanno aperto procedure di cassa integrazione, tra cui anche abbiamo visto... Che per fortuna per il momento sono solo aperte come procedure, ma che la cassa integrazione ancora non viene utilizzata. Esattamente, no? la Pettini di Soppe a scopo cautelativo l'ha aperta, perché chiaramente ricordiamo che la cassa integrazione è come un ombrello
che si ha e si usa nel momento in cui ci sarà la pioggia della crisi, speriamo mai, e molte aziende stanno aspettando, alcune in maniera abbastanza diciamo, intelligente, anche frutto di contrattazione sindacali, stanno utilizzando strumenti di formazione, stanno facendo formazione per evitare ai lavoratori di andare in cassa integrazione e di occupare le proprie giornate chiaramente facendo formazione e salvaguardando la propria retribuzione. ABS sta resistendo, abbiamo fatto un incontro alcuni giorni fa, sta gestendo la situazione mantenendo il pieno carico di lavoro. Chiaramente questo qui si naviga a vista nell'arco di 1 o 2 settimane, tutto può succedere in 2 settimane, siamo abbastanza attivi in quella Ma ci sono delle realtà in cui si naviga, cioè giorno dopo giorno, cioè esatto, da un giorno all'altro, no? Parliamo di situazioni dove fino a un mese fa, prima delle ferie, i datori di lavoro chiedevano prestazioni straordinarie perché c'erano importanti carichi di lavoro a fronte di richieste di cassa integrazione, perché chiaramente non conviene più produrre alcune commesse, quindi c'è il lavoro ma non conviene lavorarlo poiché comunque i costi sono lievitati. Costi che sono lievitati sia per le aziende, chiaramente rincari anche per i lavoratori. Noi su una inflazione del 10% circa che ci sta colpendo è come se avessimo perso una retribuzione l'anno. 10% su una retribuzione di 1.500 euro, sono 150 euro al mese per 12 mensilità. Chiaramente è come se ci fossimo, tra virgolette, bruciati la 13ª. E questo chiaramente speriamo di intervenire a livello governativo. Ecco, come correre ai ripari? Qual è la soluzione che propone in questo caso la FIM? La CISL si è battuta sempre per la riduzione innanzitutto delle tasse a carico, tasse del lavoro, chiamiamole così, perché sono a carico delle aziende e a carico dei lavoratori, cercando di ridurre il più possibile l'IRPEF e mantenendo comunque una retribuzione netta adeguata e contestualmente chiaramente mantenendo il livello contributivo previdenziale che è necessario. In parallelo stiamo cercando anche di intervenire con il governo, ma sappiamo che a breve ci saranno le elezioni e quindi tutto dipenderà dal post voto del 25 che comunque dovrebbe convergere attorno a quella famosa agenda Draghi che si era sviluppata prima della caduta del governo Ad ogni precedente. modo, proprio per quanto riguarda le problematiche legate all'energia, c'è attesa anche per un incontro a Roma per il 9, quindi no? Fra 2 giorni. Esattamente. Chiediamo di mettere domani a livello regionale vedremo quali saranno le proposte che arriveranno dalle categorie economiche, appunto a livello regionale. Domani in regione e il giorno successivo c'è questo incontro a Roma. Il 9, no? Esattamente, chiediamo chiaramente un settembre. tetto ai costi energetici, soprattutto alle bollette, alle utenze dei cittadini e soprattutto anche la possibilità di avviare un confronto volto chiaramente a confrontarsi, chiaramente concertare con il governo per cercare soluzioni immediate a disposizione dei cittadini. Stiamo vedendo che alcune misure sono state prorogate, però chiaramente sono pezze che si mettono dall'oggi a domani per cercare di comunque allungare questo periodo, coprire il periodo che stiamo vivendo. I prezzi energetici, i costi energetici sono aumentati oggi, forse sono lievemente, ho visto che sono lievemente diminuiti, però è un problema che va affrontato e va risolto a livello chiaramente governativo, con governo e parti sociali, che il 9, come dicevi tu, appunto si incontreranno per cercare soluzioni alternative. E io farei entrare a questo punto anche Roberto, perché Roberto si è portato in trasmissione alcuni provvedimenti, alcune indicazioni proprio per quanto riguarda il risparmio energetico anche per le famiglie. Sì, pensioni, rivalutazione delle pensioni, queste cose qua. Diciamo che dall'ultima pubblicazione, quella della Gazzetta Ufficiale con gli aiuti bis, permette di fare chiarezza sugli anticipi, sulle pensioni che andranno in due che se vogliamo soluzioni. è anche poca cosa, perché sì, non è molta cosa, però perché come fai a venire incontro alle spese delle famiglie hanno che anticipato di 2 mesi, esattamente dal 1 gennaio 2023 doveva partire questa cosa qua, perché c'è stata la differenza, come ben sappiamo, dello 0,2% sull'inflazione programmata dall'INPS pagata antecedentemente, quindi da 1,7 a 1,9, e quindi ci sono queste differenze che vengono aumentate, diciamo, per ottobre per pensioni fino a 2.000, ho qui i dati, 2.692, quindi fino a,
Quelle che sono superiori invece avranno solo gli arretrati a novembre. Guarda che la regia ci propone proprio la... Esatto, sono queste, no? Quindi si vede una volta, 2 volte superiori a 3 volte superiori alla pensione media hanno il 100% della perequazione. Poi quelle 5 volte il 90%, 6 volte il 75%, lì poi perdiamo di vista perché superiamo i 2.692, quindi a ottobre questi avranno la differenza di pensione per questi 0,2 punti e a novembre avranno anche gli arretrati sui 10 mesi precedenti gennaio-ottobre. Poi a gennaio quello che l'aumento ha recuperato poi verrà in qualche maniera scaricato sulla differenza complessiva e quindi ci sarà l'assorbimento di quello già anticipato, no? Sì. Diciamo. E anche qui abbiamo parlato pure di queste cose qua, ma saranno aumenti che vanno da 10 a 50 euro e aumenti di pensione con arretrati che arriveranno a un massimo da 10 euro, un massimo di 130 euro, 128 erotti. Questo è chiaramente poi, importi che non riescono a far fronte a quelli... non è che siano no, esattamente importi che modificano speriamo, ci la vita auguriamo attuale, che vengano ma trovate delle sicuramente soluzioni sostanziali perché... Esatto. Poi passiamo ai bonus. Bonus trasporti, come si sente anche in questi ultimi giorni girare, anche qui il Ministero a chi usa i mezzi pubblici, treni, autobus e quant'altro come abbonamenti, arriva fino a un massimo di 100 euro di spesa da sostenere e anche qui con il reddito ISE, il reddito complessivo non deve superare i 35.000 euro. Quindi quelli che sono al di sotto dei 35.000 euro e hanno queste spese possono richiedere questo bonus che mi risulti dal 1° settembre, quindi già da adesso, con richiesta direttamente per presentare le domande. Ecco, a proposito di bonus, ci sono ancora in sospeso proprio, no, ci sono delle persone che non hanno ancora ricevuto il bonus 200. di 200 euro. Sì. E so che tu hai proprio delle segnalazioni che riguardano sono casi limite, comunque ci sono dei... Casi tirati, casi limite, è successo proprio poco tempo fa su una situazione che poi si è presentata nel mio ufficio, una persona che involontariamente ha perso la mamma e involontariamente ha fatto uscire come deceduta la figlia e quindi gli hanno bloccato la pensione con tutto quello che è. Poi piano piano gli hanno rimesso tutto a posto, ma non essendo presente in giugno, diciamo in vita, ma era in vita, purtroppo gli hanno fatto saltare i 200 euro, quindi adesso dovremo vedere come fare per farglieli prendere. Questo diciamo è un caso limite, però su tutto il territorio nazionale, un po' qui, un po' là, ci sono dei casi anche che o per sviste, per errori... O per errori che possono accadere, uno quando lavora può anche sbagliare, e questo purtroppo può accadere, speriamo non accada mai o il meno possibile. Ecco, ci sono anche situazioni dove abbiamo visto le lavoratrici domestiche che dovevano presentare domanda per avere i 200 euro. Ecco, l'INPS sta inviando, penso sia l'INPS, che la situazione della domanda è variata e gli manda solo questo messaggio. Questo vuol dire che la posizione è stata in qualche maniera valutata e dovrà rivolgersi presso l'ufficio a cui ha fatto domanda per sapere se è stata accolta o meno. Questa è la risposta che mi hanno dato. Quindi chi riceve al telefonino questa risposta, no, vada pure nell'ufficio dove ha inviato, dove ha fatto la domanda, per sapere se è stata accettata oppure no. E questa è una delle cose che stanno accadendo in questi giorni. Ecco proprio. Roberto, in questo adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità e informo i nostri amici telespettatori che dalla pausa in poi possono cominciare, insomma potete cominciare a telefonare. Se dovete telefonare dovete esclusivamente chiamare lo 0432 57 35 17. Al cellulare 351 570 5687 dovete esclusivamente inviare SMS. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Dovremmo avere una telefonata, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera.
Io chiamo da Udine. Sì. Mi sente? Sì, la sentiamo bene. Sì. Volevo sapere, avendo la mamma in ricovero, ho diritto, posso chiedere 2 anni di aspettativa o no? Avendo la mamma... Con invalidità, con accompagnatoria al 100%, però è in ricovero. Se è in struttura non può, deve avere la casa. Deve Anche avere perché- la casa. anche E per- la legge neanche la legge 104? 104. Beh, ma 104 serve proprio a, diciamo così, aiutare o comunque rendersi disponibile ad aiutare queste persone, se sono familiari e quant'altro, Sì. ha i 3 giorni mensili per usufruire di portarli a visita e quant'altro, e se la situazione è grave, quindi con accompagnatorio a 104, può chiedere anche i 2 anni, ma deve essere lì con lei. Per i 2 anni. Sì. Invece la 104 no. No, il 104 può essere data ai 3 giorni Sì, ho mensili capito. per Però se io devo chiedere per i 2 anni per stare a casa non è possibile, No, perché non è sul mio, nella mia abitazione. Sì, deve assisterlo lei, in questa persona. Ecco, ho capito. Va E bene. quindi può usufruire Anche, solo... esatto, dei 3, se I 3 servono, giorni. se deve Va portarli bene. da qualche parte. Sì. Si ricordi, Sì. signora, che Grazie i mille a voi, i 2 grazie. anni sono retribuiti, Come? I 2 anni sarebbero stati retribuiti? Sì, ma se è in ricovero No, non può farlo. non posso. Sì. Inutile che ce la raccontiamo. No, sì. Va bene? Ok, arrivederci Signora, Grazie. grazie per aver chiamato. Abbiamo anche un messaggio. Vorrei una spiegazione sull'assegno unico di un figlio maggiorenne invalido al 100%. Sì, va in base alla situazione familiare, quindi lì se deve fare la domanda è meglio che si rivolga al patronato e con le caratteristiche, perché la domanda la si fa in maniera specifica e si innesta volta per volta anche le situazioni particolari, quindi se va lì le spiegano anche tutto il funzionamento, cosa ha e quello che deve avere, quanto deve avere e come funziona, perché il meccanismo è un po' particolare, non è semplice, anzi è un po' Ha un particolare. importo quindi... maggiorato perché Sì, vale hanno un al importo 100%, maggiorato, quindi però in base sì, lo apri mentre stai facendo la domanda. va fatto quindi... sempre l'ISEE e poi dopo l'ISEE Va va fatto fatto sempre l'assegno l'ISEE, tutte unico queste indicando il grado di invalidità e in base al grado di invalidità è maggiorato Sì, l'assegno sì, è unico, maggiorazione e quindi- quant'altro. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Buonasera, Buonasera. sono la signora di Casacco, Sì? Galè Monique. Sì? Sì, devo parlare della mia pensione, no? Certo, parli pure signora, qui l'ascoltano. Vediamo che cosa può dire per lei Roberto, che cosa anche, no, che Sì. risposte può darle anche Francesco. Sì. Prego Io, signora. come tutti gli anni, si va alla Will lì a fare la dichiarazione dei redditi, no? Sì. Sì. Sì, è fatto come ogni anno. Io non ho mai guardato cosa firmavo e invece quella signora che mi ha fatto mi ha detto che è la prima volta che faceva, mi ha messo perché mio marito è stato in Francia e sì, essendo francese, no? Pronto? Sì, 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 la la sentiamo. sentiamo, aspettiamo che ci racconti. Allora, invece come 5 anni che è morto mio marito, la pensione di Francia è sempre quella. Ma lei mi ha messo una cifra straordinaria che non prendo, magari che avesse tutti quei soldi, e allora l'INPS mi ha levato la pensione. Mi dà solo 100 euro al mese, per 3 mesi. Le sta dando 100 euro al mese? Ma come pensione di reversibilità, signora? Sì, mio Quindi la marito pensione del marito non è più quella che arrivava una volta. 7%. Però lì deve andare a vedere nel patronato dove ha fatto la domanda per la pensione di reversibilità con la dichiarazione dei redditi, se è fatta bene.
bene, perché 5 non lo anni so. non ho mai avuto rogna. Non lo so, e lei signora. che ha messo che prendo tanti soldi, l'INPS ha visto un'altra cifra della Francia Sì, e mi ha levato invece di 763 euro che prendevo, prendo 100 euro. Cosa faccio? Lì le Cosa conviene. faccio? No, signora, ci segua. Cosa deve fare? Deve andare presso il patronato dove è stata fatta la domanda di reversibilità con la dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione dei redditi è stata sbagliata, bisogna rettificarla. Ma le conviene andare quanto prima, signora, a vedere, a controllare la situazione? Vada subito. Lasci star tutto, domani lei deve andare allo sportello dove è stata e si faccia controllare tutto. Tutto, ecco. Lei si ricorda dove è stata? A Tarcento? Sì, a Tarcento, dove ha fatto la domanda di reversibilità e veda con la dichiarazione dei redditi nuova, quella che ha fatto, per vedere se è fatta bene. Sì, vado con quella che mi hanno mandato. Vada dove le hanno fatto, la pratica. L'INPS mi ha mandato ciò che mi trattegna, ciò che è. Vado con quello. Sì, tutto quello che ha in mano, sì signora. Sì, perché ancora a basso hanno messo in novembre 800 e non so quanto da dare. Ah sì, con 100 euro al mese, dove prendo 800? Io non so Signora, lasci, tutto, guardi, vado a tutto, vedere. domani immediatamente lei vada nell'ufficio dove le hanno fatto i conteggi e tutto, e vada a farsi rifare tutti i conteggi e a controllare. Sì. Non aspetti tempo. Mi raccomando. Altrimenti, signora, scusi, se lei non dovesse riuscire a combinare, torna a telefonare qui e magari vediamo, non lo Di so. poter vedere cosa si può fare. Va bene? Sì, perché qua non si dormono di notte né di dì. Immagino. 100 euro al mese, cosa si fa? Certo. Pago la bolletta, mangio, cosa faccio? Sì, con 100 euro fa poco. Vabbè, comunque se c'è un errore il ritratto lo si può recuperare. Ecco, signora, se le hanno fatto un errore, 1900 euro di multe, non so io. Di tassazione? Sì, di arretrati? Le danno, sì, la multa, no? 1900. E allora sulla pensione di 700 di mio marito tengono ogni per 3 mesi si scende qualcosa per pagare questi 1.900. Vada domani. Vada a vedere la situazione, a meno che non abbia dichiarato negli anni precedenti. Ma devono controllarle, se non va là all'ufficio. Vabbè. Signora, grazie per aver chiamato. Lei vada, eventualmente, se non riesce a trovare la soluzione, la prossima settimana, mercoledì, siamo qua e ci ritorna a chiamare, va bene? Sì. Grazie, signora. Sì, perché così non posso stare. No. Devo mangiare? Domani vada. Va bene? Grazie signora, grazie per aver chiamato, buonasera. Una pensione di 1.789 lordi è da considerarsi 3 o 4 volte il minimo, grazie. 1700 Controlla 1.789 lordi. sono Controlla circa sul breviario che ti qua. sei portato dietro. Ce l'ho qua. 1.500 e 3 volte, 2.097 4 volte, da 3 alle 4 volte. Ecco. Quindi va sul 100% di perequazione e anche di pagamento degli arretrati e del 2%. Non passa al 90 o al 75%. Mi pare ci sia un'altra telefonata. Abbiamo qualcuno in linea. Pronto? Buonasera. Non ci sono telefonate. Abbiamo un messaggio. Sono in Naspi quando dovrebbe arrivare il bonus da 200 euro. Sono in Naspi dal 2021. E qua ti voglio. Quindi il problema della Naspi è sono sotto i 35.000 euro e quindi automaticamente l'INPS dovrebbe erogare, visto che è l'INPS che eroga la Naspi, anche i 200 euro. Andava erogato forse a luglio già, no?
Eh sì, perché Quindi- tu dovevi essere in ASPI prima e in luglio. È quindi dal non- 2021 ha specificato. E quindi è dentro. E Quindi deve dentro essere il pagata. percettore di disoccupazione, in questo caso trattamento INPS, dovevo riceverlo a luglio, infatti non dovevano fare nessuna documentazione. No, appunto, perché certificazione, l'INPS a meno che non avevano era già a conoscenza di quanto è il reddito e quindi quant'altro. avrebbe già dovuto prendere questi 200 euro. E quindi Se- cosa il consigliamo? il problema della NASPI è arriva in banca, non ha nessun resoconto, Esatto. si sa quanti soldi sono. Quindi o vede se ha lo SPID, o vede sul portale INPS quanti soldi sono stati pagati e nel, diciamo così, chiamiamolo prospetto paga, ma non è così, dell'INPS sulla NASPI ci sono anche i 200, bisogna andare a controllare, se non ci sono bisogna poi farsi avanti per capire Esatto. quello che si deve fare con l'INPS per recuperare i 200 euro. Ci Ecco. possono essere dei disguidi e quindi... Vedo che c'è una telefonata. Io a questo punto andrei un attimo in pausa. Vediamo, sentiamo almeno la voce di chi c'è, poi chiediamo se ci aspetta un attimo perché dobbiamo fare piccola pausa. Pronto? Mi sente? Le dispiace aspettarci un minuto? Va bene. Va bene, ecco, allora ritorniamo fra poco. Rimanete- Eccoci nuovamente in studio, ci scusiamo con la signora, ha atteso anche lei. Buonasera. Appunto, buonasera. Buonasera. Da dove sta chiamando, signora? Grazie, sa di aver avuto pazienza. Da Udine. Sta chiamando da Udine. Sì, senta, io avrei bisogno, se fosse possibile, di una piccola informazione. Io ho la mia pensione più un'invalidità di 360 euro al mese. Essendo venuto a mancare mio marito mi hanno dato la reversibilità. Volevo solo capire se c'è un cumulo per poter continuare a percepire la pensione di invalidità con la mia pensione che è rimasta uguale più la metà di quella di mio marito. La reversibilità. Ma in teoria in certi casi l'invalidità non va a intaccare niente, però in questo caso non mi trova, fra virgolette, preparato da questo punto di vista. Provi a vedere col patronato. Sì, appunto, loro mi dicono che non possono toccarmela, no? Però un'altra Esatto. persona Sì. che percepisce uguale più o meno sia la pensione e che quella di suo marito come me, diciamo, le hanno dimezzata l'invalidità, per quello non capivo. Sì, perché l'INPS ti fa le cose e non ti manda neanche una carta, neanche sì, una spiegazione di quello che succede. Non ho fatto tutto, ma a me non è arrivato niente, mi sono trovata solo sulla banca e basta. Sì, i soldi della reversibilità, della sua pensione e dell'invalidità. Sì. Lì, Cioè guarda, esiste un tetto massimo, volevo solo capire questo lordo. la memoria così è dura per noi, signora, anche perché capito. è difficile, anche Pensavo perché... fosse un top, No, insomma. possiamo vedere, però signora, se riusci, dopo mi faccio dare il suo numero. Signora, lasci Il suo il numero di telefono. La richiamiamo noi e la mettiamo in contatto con una persona che conosce quel tipo di materia. Sì. Sì. E così la chiamano personalmente e si fanno anche... No, lei può illustrare bene, far vedere anche le carte. Così e conviene, e così siamo più precisi e più, no, sì, Roberto? prima di andare a dire cose non corrette. Sì. Sì, a me interessava... Perché sono cose anche tante volte. Avevo già deciso di andare all'INPS, no? E all'INPS è un po' dura entrare, signora. Lo so. E quindi... Andare direttamente. Allora, visto questo servizio che state facendo, Certo. pensavo solo che fosse una tariffa, cioè No. tetto. Facciamo così, signora, lasci il suo numero. Noi abbiamo una persona nei nostri uffici pensionati dell'INPS che sa questa materia e gliela spiega. Ecco, c'è la Liliana, no? C'è la Liliana della Rovere, sì. Che viene frequentemente in Quindi trasmissione. viene ogni martedì da noi, quindi se lei ci lascia il numero, Sì, la contattiamo, le prendiamo No, appuntamento. non ce lo dica qua perché sennò lo rende pubblico. Se no lo rende pubblico. In regia adesso... lasci il numero. Va bene. Ecco, va bene. Noi poi la E richiamiamo poi, e le prenotiamo per martedì. Grazie mille, buonasera. Va bene, Arrivederci, signora, buonasera. grazie per aver chiamato, signora. E speriamo si risolva anche questa, situazione. C'è ancora... Perché so che appunto delle situazioni particolari sono state risolte
direttamente, no? dalle persone, dagli sì, ospiti, sì, dagli sì. esperti, Dove dai possiamo- volontari. Dove, che dove erano possiamo qua. risolviamo, dove non possiamo. Perché la signora aveva 2 versioni discordanti, quindi Sì. sulla stessa tematica, e quindi voleva avere garanzia Sì, di di- quale Certo. fosse la realtà. Aveva le informazioni. Ecco, qua c'è, proprio per quanto riguarda il messaggio di prima, sono in NASPI quando dovrebbe arrivare il bonus da 200 euro, i soldi del bonus, mi ha scritto, non ci sono nei pagamenti finora arrivati anche nel portale dell'INPS. Anche allora- questa è una situazione da analizzare. Allora, lei ci ha mandato il messaggio. Noi abbiamo il suo telefono. Io giro se lei è d'accordo, mi scriva chiaramente se lei è d'accordo. Ci gira. Giro questo numero di telefono agli esperti, Sì. perché voi... Poi no? noi contattiamo la persona e Ecco, vediamo di... ecco, se se il lei è caso. d'accordo che così le parlano direttamente. Attendo una sua risposta qui sul telefonino, va bene? Ecco, vediamo che cosa ci dice. E poi, ecco. Allora, Francesco, la situazione, perché ritorniamo un attimo a parlare anche con Francesco, che ricordiamo essere appunto della FIM CISL, abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando delle problematiche nelle aziende, partendo appunto dalla grande manifestazione di Trieste, manifestazione di solidarietà ai lavoratori della Wärtsilä. C'è un aspetto nuovo dopo le vacanze, non più dimissioni spontanee, perché c'è stato un periodo, soprattutto nel periodo, no, in primavera, inizio estate, che nelle aziende si segnalavano tante dimissioni spontanee, perché le persone pensavano di andare a lavorare altrove e quindi avevano più opzioni. E invece adesso le dimissioni spontanee, fine, non ce n'è più. Esatto, si sono ridotte notevolmente. Diciamo che c'è una buona offerta di lavoro per quanto riguarda professionalità specifiche che possono essere... Scusami un attimo Francesco, Vai. abbiamo la conferma del telespettatore di prima e quindi poi mi ricordi alla fine della trasmissione Numero il numero. e poi... Sì, scusami Francesco, tranquilla, qui. è che noi sai, vogliamo essere trasparenti. Immediati, sì. E allora, quindi si è ridotto il fenomeno delle dimissioni che ci sono state negli ultimi tra giugno e luglio, sono rimaste qualche sporadica dimissione su mansioni specifiche che possono essere appunto manutentori, saldatori, Sì. quelle che praticamente sono le più ricercate. È vero anche che cosa è successo? Nel momento in cui c'è stato il boom dell'offerta di lavoro, molti hanno cambiato lavoro in quanto avevano avuto delle offerte economicamente più vantaggiose presso altre aziende e quindi si sono spostati molti lavoratori. Noi registravamo addirittura nel mese di giugno, circa, per la nostra sigla sindacale, circa 150 dimissioni al giorno. Quindi c'è Addirittura? solo nella provincia Una cifra considerevole. Solo nella provincia di Udine Sì. c'è stato comunque un turnover importante e mi riferisco chiaramente anche al comparto metalmeccanico. Questo è stato caratterizzato chiaramente perché fortunatamente eravamo usciti dalla crisi post-Covid, Sì. il PIL stava aumentando, le aziende avevano buone commesse, buona visibilità di mercato per poi ricadere purtroppo nella bolla dei rincari energetici che ha frenato tutto, addirittura con lo spettro della cassa integrazione, e quindi le aziende che proponevano ai lavoratori posti di lavoro più vantaggiosi economicamente si sono fermate al momento. Sentiamo chi c'è in linea adesso prima di chiudere, vediamo se riusciamo a parlare Pronto? velocemente. Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere un'informazione. Prego signora. Allora, io sono pensionata, Sì. ho 750 di pensione e in più ho l'accessione del quinto 150 al mese. Mi sono arrivate delle cartelle esattoriali di cose del 2016 che ho già pagato, difatti sto cercando, però mi sono trovata già tipo una ipoteca amministrativa, qualcosa del genere, già segnalata sul mio conto corrente. Ma cosa mi possono prendere loro sulla mia pensione? Nell'attesa che io porto a dimostrare che io ho pagato, perché ho saputo che anche altre persone Hanno stanno arrivando ricevuto. a raffica cose vecchie. E come si fa? Eh. E se nel frattempo loro hanno fatto e mi prendono via, cosa mi portano via? Io cosa faccio con 600 Il euro? quinto dello stipendio. È il quinto. Più del quinto non possono andare. Più del signora. quinto no? Si metteranno quelli dopo o quelli nuovi, così chiamiamo come azione, si metteranno in coda
terminato uno inizierà l'altro, ma più del quinto... Quelli dopo, ci metteranno in coda. Terminato uno... Ci sente, signora? Si sente? Sì, sento. Ecco, perché sentivamo l'eco. Sentivamo un ritorno, Ecco, sì. abbassi un po' il televisore. Ad ogni modo, signora, anche per lei... Sì, sento. Ecco, anche per lei prendiamo il numero di telefono. Lei di dov'è, signora? Sì. Da dove ci chiama? Sì, Da dove chiama da lei? Trieste, da Trieste. Da Trieste. E beh, allora Roberto si mette, perché dobbiamo chiudere purtroppo la trasmissione, si mette in contatto con qualcuno di lasci Trieste, il numero, lascia il numero e io le la dico a chi richiamiamo. Le do il mio rivolgersi. numero di telefono? No, sì, non qua adesso noi chiudiamo la telefonata e lo prendono in regia. Ce lo Ho danno. capito, Va bene. vi ringrazio tanto. Grazie per aver Arrivederci. chiamato. Buonasera. Arrivederci. Siamo in chiusura di trasmissione, grazie a Roberto Duca, FNP CISL di Udine, grazie a Francesco Barbaro, io spero di averti qui ancora in trasmissione, grazie per averci seguito, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta dagli studi di Telefriuli con lo sportello Pensionati. Ci vediamo la prossima settimana, Arrivederci, buonasera a Arrivederci. tutti. In collaborazione con FNP CISL Udine.